L'assessore comunale Pipalo, grande risultato l'illuminazione Seneto e sul rimpasto al comune dichiara sono a disposizione del mio partito. Le colonne portanti della nostra identità, il liceo scientifico presenta progetto inserito nel programma di Agrigento 25. Don Ciotti a Favara incontra le scuole in vista della giornata di ricordo delle vittime innocenti di mafia. Comune del Mantovano batte ANAS Agrigento e sulla segnaletica viene intitolata per errore una strada al giornalista Mentana. L'Ordine dei Medici discuterà di malattie rare. Iopolo Giancaxio premia i suoi figli illustri. Una serata con la musica dei Genesis al Posta Vecchia. Convegno dell'Associazione Storia Patria su Agrigento al primo governo della Sicilia, mentre a Sciacca presentazione del libro di Raimondo Moncada. Campione di biliardi ieri a Favara, stage internazionale di arti marziali ad Agrigento, novità per l'Acragas e Unitas Sciacca ai quarti di finale di Coppa Italia. Un saluto dalla nostra redazione. In apertura torniamo a parlare dell'illuminazione dello stadio a Seneto che ha ricevuto un finanziamento e l'assessore Piparo ai nostri microfoni esprime grande soddisfazione per questo obiettivo raggiunto, mentre intanto si parla di un possibile rimpasto al comune di Agrigento. Di tutto questo ha discusso con l'assessore Arturo Cantella. Assessore, parliamo di questo finanziamento che è arrivato, cui lei ha messo tanto impegno e tanto lavoro verso il campo sportivo. Sì, finalmente dopo tanto lavoro siamo riusciti a traguardare un risultato che penso sia storico e va a beneficio della città e di tutti gli sportivi di Agrigento. Quindi penso che sia una risorsa per tutti e sia una risorsa da sfruttare al meglio e cercare di programmare anche il futuro calcistico con questa altra, nota positiva da poter integrare in un progetto futuro. Di quanto è l'importo del finanziamento e che tempi si prevedono per la sua realizzazione, assessore? Allora, l'importo del finanziamento è 1.033.000, sono dei fondi FSC 21-27 e i lavori dureranno un anno e mezzo, il cronoprogramma dice questo, quindi appena finiranno i lavori inaugureremo. Quando pensi che inizieranno e quanto dureranno, insomma? Ora stiamo facendo la variazione del bilancio per mettere le somme in entrata e poi ci sarà la presa d'atto e la gara d'appalto. Assessore, si è parlato di un suo incarico presso l'assessorato ambiente dell'assessore Savarino, addirittura di un rimpasto, lei dovrebbe lasciare il posto a un suo collega. Cosa c'è di vero? Io di vero c'è che l'incarico effettivamente ce l'ho, non da ora. Io sono un uomo del partito e sono a disposizione del partito di Fratelli d'Italia e sono a servizio di Giorgia Meloni, quindi quello che mi verrà detto io eseguirò. Quindi conferma che in atto c'è un ragionamento di un rinnovo della Fratelli d'Italia, dovrebbe entrare Gramaglia, insomma. Io ancora non sono stato informato di questo, poi se il partito, ripeto, deciderà in un'ottica di rinnovamento e di rigenerazione della giunta, io sono disponibile e sono ampiamente convinto che porterà buoni frutti. Assessore, la notizia del campo sportivo ha avuto tanti riflessi anche all'interno del partito, molti si sono presi i meriti, invece è stato un impegno che lei, come abbiamo visto nel tempo, ci ha lavorato e sono arrivati i frutti. Guardi, il nostro partito è un grande partito, non solo fatto di grandi persone, ma anche da un seguito e dei numeri che oggi lo testimoniano, sia a livello nazionale che a livello regionale. Quindi io su questa vicenda, su questo tema dei meriti e non dei meriti, è giusto che il nostro partito, dai nostri rappresentanti di Roma, a scendere fino ad arrivare alla regione e anche all'amministrazione comunale in capo al sindaco, e i nostri riferimenti locali, l'onorevole Pisano, Giussi Savarino, Alessandro Ricò, lo stesso Presidente della Regione,
diciamo, abbiamo lavorato per uno scopo unico, che è il bene della città. Poi che Fratelli d'Italia abbia messo, diciamo, quella parte determinante e quella parte che ha fatto, diciamo, da spunto per arrivare all'obiettivo, questo è davanti agli occhi, sotto gli occhi di tutti. Ecco, forse ci voleva anche un momento ufficiale, di ufficialità, la notizia è stata presa così in maniera, diciamo, informale. Dico, una cosa del genere andava fatta con una giusta presentazione. Infatti la notizia è uscita su un quotidiano locale che, diciamo, la rappresentava quasi come un manifesto di funerale, e invece oggi stiamo, diciamo, portando avanti un miracolo, stiamo portando avanti un discorso che negli anni non si è mai concretizzato, e quindi doveva essere un giorno di festa. E non manca tempo, recupereremo tutti insieme i combatti, perché il nostro partito è fatto da persone serie, e quindi noi come tali daremo alla città tutti insieme la notizia di questo grande evento. Ecco, però c'è un paradosso, insomma, c'è il finanziamento, arriverà l'illuminazione, però stiamo vedendo che la squadra, insomma, manca, c'è un bisogno, e il patron Deni se ne è un po' lavato le mani dando tutto al comune, e Pisano si è fatto carico di alcune spese, diciamo, ci sarà l'illuminazione ma manca la squadra. Guardi, su questo tema noi stiamo cercando di intervenire anche sia come partito a livello locale, a livello regionale, anche grazie all'onorevole Pisano che sta conducendo in prima persona delle trattative e delle attività volte a risolvere il problema in maniera seria e concreta, e quindi noi siamo una squadra e sicuramente riusciremo a centrare l'obiettivo. Ecco, lei pensa che ci saranno nuovi interessi a livello di società verso l'Agragas? Essendo l'Agragas, essendo formata da persone serie e soprattutto ora con un impianto di illuminazione che può fare da volano, può fare, diciamo, da apripista a altre persone interessate, quindi servirà tanto questo. Senta, c'era un bando che era stato pubblicato per l'utilizzo del campo, poi è stato ritirato, ecco, su questo ritornerete come amministrazione? Certo, ritorneremo, perché sicuramente dovremo rifare di nuovo il piano economico e finanziario e tutte quelle diciamo, peculiarità amministrative che vanno fatte secondo legge per dare la concessione dello stadio più avanti. Inserito nel cartellone di Agrigento Capitale della Cultura un ricco programma di eventi organizzati dal Liceo Scientifico Leonardo dal titolo Le colonne portanti della nostra identità. Oggi è stato presentato alla stampa. Nell'ambito delle attività del programma di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, oggi nel foyer Pippo Montalbano del Teatro Pirandello è stato presentato Le colonne portanti della nostra identità e il dominio dell'algoritmo, un progetto innovativo ideato e promosso dal Liceo Scientifico Leonardo dalla Fondazione Agrigento 2025, inserito nel programma ufficiale di Agrigento Capitale della Cultura, progetto Fuoco. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di creare un ponte tra la scienza, l'arte e cultura, dando vita a un percorso di scoperta e riflessione che tramite la programmazione di conferenze, laboratori, spettacoli e mostre sia accessibile a tutti. Allora, oggi presentiamo il progetto che il Leonardo ha inserito nel dossier di candidatura di Agrigento Capitale della Cultura, un progetto che ha alla base l'obiettivo di divulgare la conoscenza scientifica per renderla accessibile e coinvolgente per tutta la comunità. Del resto questo è come dire, è la mission del nostro liceo e la mission di un liceo scientifico, quello di promuovere il valore della cultura scientifica. Promuoverlo perché? Perché indubbiamente dalla cultura scientifica nasce la consapevolezza da parte dell'uomo del rapporto con sé, con il proprio corpo e con la natura. Da questa consapevolezza nasce la curiosità per chiaramente tutto quello che è lo sguardo verso l'altro, con una mentalità aperta e un pensiero critico che sono propri di coloro i quali affrontano e comunque si formano con gli studi scientifici. Detto questo, è chiaro che per questo motivo il liceo scientifico è rientrato tra i progetti che fanno riferimento all'elemento fuoco, perché il fuoco è la metafora di una comunità
che lavora, è la metafora di una comunità che si rinnova, una comunità soprattutto fatta di persone. E l'obiettivo che noi vogliamo raggiungere con questo progetto è proprio quello di avvicinare la scienza alla persona, la persona però intesa con la P maiuscola, cioè la persona che vive il territorio e che comunque ne guida le scelte. Noi abbiamo un grande compito come scuola, che è quello di formare le nuove generazioni, e quindi è chiaro che i nostri ragazzi oggi non solo sono protagonisti del territorio, ma probabilmente lo saranno, e noi auspichiamo che lo siano di più in futuro, per guidarne le scelte, per affrontare quelle sfide che possono apportare al territorio cambiamento e sviluppo. Ciao Bergoni, come valuta questa iniziativa del Liceo Leonardo di Agrigento inserita nel nuovo Agrigento 2025? Questo è uno dei progetti che abbiamo inserito sin dall'inizio nel dossier di candidatura. La collaborazione con la scuola è stata fantastica sin dall'inizio e sono molto contento, non soltanto perché è un progetto che ovviamente coinvolge attivamente gli studenti, ma perché mette insieme l'analisi e le riflessioni di natura scientifica con personalità di altissimo livello nazionale e internazionale, insieme alla dimensione della costruzione di un nuovo umanesimo, come le tecnologie possono consentire delle trasformazioni, in questo caso la trasformazione digitale, intelligenza artificiale, eccetera, per costruire una dimensione di relazione tra gli esseri umani diversa. Questo era il tema centrale del progetto e su questo sta lavorando la scuola. Ottimo. Sì, oggi siamo qua nel foyer Pippo Montalbano, nel Teatro Pirandello, per la presentazione di uno dei 44 progetti che sono inseriti nel dossier. Uno di questi proprio è un progetto ambizioso portato avanti proprio dal Liceo Scientifico Leonardo. Si parlerà anche di interviste impossibili, ma è anche la settimana delle scienze. I ragazzi sono qui riuniti. E ringrazio anche la dirigente, la dottoressa Patrizia Pilato, c'è anche il direttore del dossier. Penso che una iniziativa di queste è una delle tante iniziative che poi daranno vita a un intero 2025 ricco di cultura e di altre attività culturali. Ci spostiamo a Realmonte, dove un altro importante obiettivo è stato raggiunto dall'amministrazione comunale sotto la guida del sindaco Sabrina Lattuca. 2 nuove mense scolastiche sono state finanziate, la prima per una scuola elementare di Via Venezia per 497.520 euro e una per la scuola media di Via Portella delle Ginestre per 300.000 euro. Soddisfazione ha espresso il sindaco Lattuca per Realmonte, che con questo finanziamento dell'Unione Europea Next Generation e PNRR, la scuola per l'Italia di domani, entra a fare parte del nuovo piano delle mense scolastiche. I lavori saranno aggiudicati entro il 31 marzo 2025. Don Luigi Ciotti, ispiratore e fondatore dell'associazione Libera contro le mafie, è stato ieri a Favara, dove ha incontrato associazioni, scuole, amministrazione comunale proprio in vista della giornata della memoria e dell'impegno e ricordo delle vittime innocenti di mafia prevista per il 21 marzo a Trapani. C'era Giuseppe Moscato. La chiesa dei Santissimi Apostoli Pietro e Paolo a Favara ha ospitato ieri sera l'incontro con Don Luigi Ciotti, ispiratore e fondatore del gruppo Abele e dell'associazione Libera contro le mafie. Un incontro partecipato e molto sentito, organizzato in preparazione alla giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia. Una ricorrenza annuale che si celebra il 21 marzo, organizzata a partire dal 1996 dalla rete di Associazione Libera di Don Ciotti e che nel marzo del 2017 è stata ufficialmente riconosciuta dallo Stato italiano con la legge 8 marzo 2017 numero 20. L'incontro con Don Luigi Ciotti è stato intitolato Il vento della memoria semina giustizia, 100 passi verso il 21 marzo, che quest'anno si terrà a Trapani.
Ad accogliere Don Giotti e i volontari di Libera, il parroco Don Marco Damandi, il sindaco Antonio Palumbo e una chiesa gremita di tante presenze di esponenti delle associazioni che operano nel territorio, della scuola, presenti anche alcuni familiari di vittime innocenti di mafia e testimoni di giustizia. Io dico, come ho detto alla presentazione, avere Don Luigi Ciotti in mezzo a noi è un dono che ci sprona a guardare sempre più avanti e veramente a seminare semi di speranza e di giustizia. Dobbiamo uscire dalla mentalità della rassegnazione, del delegare, dobbiamo veramente combattere per un mondo migliore. Favara merita questo e altro perché è una bella città con belle persone, quindi questo diventa un impegno a partire da oggi. Don Luigi Ciotti e Libera incontrano la comunità di Favara in vista dell'importante giornata del 21 marzo. Per quale messaggio? Di esserci, di metterci la nostra faccia, le nostre passioni, la nostra intelligenza, il nostro impegno per una memoria viva. Loro sono morti, sono stati assassinati dalla violenza criminale e mafiosa, loro sono morti, noi dobbiamo essere persone più vive. La memoria viva è quella che si deve tradurre tutti i giorni in responsabilità e in impegno. Non dimenticandoci però di una cosa, che l'80% in Italia delle persone che hanno visto spazzare via i loro cari non conosce la verità o ne conosce solo una piccola parte. Eppure le verità passeggiano per le vie delle nostre città. L'omertà uccide la verità e la speranza, ma senza verità non si può neppure costruire giustizia. Lei ha detto che la mafia è presente, forse più forte di prima, ma sembra che sia latente, quasi nascosta. Spara di meno, uccide di meno, fa meno rumore, fa meno chiasso, ma c'è. Ma emerge da tutte le vicende giudiziarie che sono in atto, dal grande lavoro delle forze di polizia e della magistratura. E quindi fanno meno rumore, ma ci sono, ma soprattutto c'è un grande cambiamento al loro interno che è avvenuto. Oggi sono transnazionali, sono super tecnologiche e i grandi boss sono diventati manager, impresari. Ecco. Le mafie hanno creato maggiori alleanze e soprattutto fanno nuovi affari. Oggi più che mai non si può più solo parlare di infiltrazioni, ma c'è imprese mafiose che lavorano, hanno creato alleanze di azione concreta con imprese che mafiose non sono, legali e illegali che si incontrano. E le parole del procuratore nazionale che ci ha spiegato che oggi in 3 parole i rapporti politica, mafia, corruzione, la situazione è che sono diffusi, disincantati, pragmatici. C'è una concretezza su cui noi dobbiamo interrogarci e agire ancora di più, non dimenticandoci mai, per favore, delle cose belle, importanti, positive che sono state fatte, che vengono fatte, dei grandi passi che in avanti che nel nostro paese sono venuti, ma c'è ancora molta strada da fare. L'importanza per la città di Favara di avere la presenza di Libera e di Don Giotti. Per me è un segno di attenzione importante perché facciamo delle iniziative che porta avanti Libera, ma che portiamo avanti tutti una bandiera del nostro operato, cerchiamo sempre di portare la legalità, di parlare di esempi concreti di vittime della mafia che ci possono aiutare a far capire alla gente la bestialità del fenomeno mafioso. E il fatto che oggi Don Luigi Ciotti sia a Favara per noi è un segno importante, la presenza che ci aiuta a portare avanti questi temi. E il fatto che oggi molti concittadini, molte associazioni, le scuole siano presenti ci rassicura sul fatto che la nostra è una società vitale che porta avanti questi argomenti. Poi da parte nostra come amministrazione, oltre a portare gli esempi, a rinnovare la memoria, ci vogliono gli atti concreti che sono quelli che facciamo tutti i giorni, la legalità diffusa, la legalità praticata e soprattutto segni concreti come il riutilizzo dei beni confiscati alla mafia.
Accesso agli atti senza risposta. Il Codacons diffida formalmente l'amministrazione comunale di Agrigento a fornire entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione di un nuovo sollecito i documenti richiesti in ordine alla gestione del servizio di bike sharing Acrabike. Il responsabile Giuseppe Di Rosa specifica inoltre nella nota di sollecito che, decorso inutilmente tale termine, procederà senza ulteriore preavviso con ricorso al TAR per ottenere i dati richiesti con aggravio di spese a carico dell'ente, con la segnalazione agli organi di controllo competenti affinché venga accertata la violazione delle norme in materia di trasparenza amministrativa. E adesso vogliamo condividere il titolo di capitale degli strafalcioni sui cartelli stradali con qualcuno che è riuscito a fare ancora più di noi, Eugenio Cairone. Quelli dei cartelli dell'ANAS sulla strada degli scrittori sono stati dei semplici strafalcioni, seppure gravi, ma questa della toponomastica che riguarda un comune del nord Italia è ignoranza pura. In un comune del Mantovano, via Mentana, dedicata alla battaglia di Mentana, cittadina del Lazio, è diventata via Mentana in omaggio al giornalista Enrico Mentana. Del caso si stanno occupando le cronache nazionali perché è un caso molto divertente, davvero clamoroso, e meno male che riguardi una località del nord, quel nord che sembra sempre immune da certi errori che, se commessi dalle nostre parti, scatenerebbero imbarazzanti polemiche. Ma questa volta possiamo ridere anche noi, perché la foto di via Mentana giornalista ha fatto il giro del mondo. C'è da dire che il grossolano errore comporta la violazione della normativa che vieta di dedicare strade a persone che sono in vita. Evidentemente sono norme che nel comune del Mantovano si sconoscono. E adesso a Naro il sindaco Milko Dalacchi ha firmato una richiesta ufficiale indirizzata al prefetto di Agrigento per chiedere un incontro e capire come poter intervenire e valutare lo spostamento delle antenne installate nella torre quadrata del locale Castello Chiaramontano. Secondo Dalacchi è necessario che siano spostate in un sito più idoneo, evitando di compromettere ulteriormente il valore storico del castello. L'Ordine dei Medici prossimamente discuterà di malattie rare, lo farà nel corso di un congresso. Si intitola Malattie rare, innovazione nella ricerca, cultura e cura. Il congresso promosso dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Agrigento, presieduto da Santo Pitruzzella, in programma sabato prossimo, alle 9, nella Sala Zeus del Museo Griffo. La prima sessione dei lavori sarà centrata sul tema malattie rare, ruolo delle associazioni e della ricerca. Ed affronterà il tema malattie rare in Sicilia, lo stato dell'arte. Il congresso proseguirà affrontando il tema il ruolo del laboratorio di ricerca e le malattie neurologiche rare. Al termine del dibattito, del lance dell'intermezzo musicale a cura degli studenti del Liceo Classico e Musicale Empedocle, si aprirà la seconda sessione dei lavori che tratterà aspetti sociosanitari e territorio, malattie rare, l'esperienza ospedaliera territoriale, i farmaci e la distribuzione sul territorio, aspetti psicologici e best practice. Prevista alle 15:30 una tavola rotonda. Le malattie rare, afferma il presidente Santo Pitruzzella, costituiscono una delle sfide più importanti per la medicina moderna. Si tratta, infatti, di malattie che richiedono competenze specialistiche, attenzione costante alla ricerca e collaborazione multidisciplinare tra professionisti, istituzioni e pazienti. L'importanza di eventi durante i quali si approfondiscono tematiche di grande rilevanza è di favorire lo scambio di conoscenze, l'aggiornamento e la creazione di reti capaci di contribuire a migliorare la qualità della vita di chi vive con una malattia rara.
Ioppolo premia 2 dei suoi figli illustri che si sono distinti proprio per aver dato prestigio alla città. Il sindaco di Ioppolo Giancaxio, Domenico Migliara, unitamente all'amministrazione comunale, hanno voluto tributare un riconoscimento al medico Vito Maggio, insignito dal Presidente della Repubblica del titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica, e all'artista Pino Minio per la sua brillante partecipazione alla trasmissione di Canale 5 Io Canto Senior. La consegna dei premi si terrà sabato 22 febbraio alle ore 21 presso il capannone di Viale dei Fiori. E per gli amanti dei Genesis del Progressive Rock, appuntamento da non perdere al Teatro della Posta Vecchia con Marco Tamberi e il suo concerto Genesis in un piano. Si annuncia un evento che delizierà gli amanti della musica dei Genesis, che rivivranno tra le note di un piano le canzoni più belle del gruppo in un repertorio che è quello che va dagli anni 60 con la presenza di Peter Gabriel ai 70 fino all'ultimo disco in cui c'è Steve Hackett. La serata, che vedrà esibirsi Marco Tamberi, si terrà al Teatro della Posta Vecchia di Agrigento il prossimo 28 di febbraio con inizio alle ore 19:30. Tamberi ha una lunga storia musicale, fondatore di vari gruppi musicali in cui come tastierista, arrangiatore e talvolta compositore spazia dal rock progressive al pop rock, funky, fusion, e in parallelo porta avanti anche alcune esperienze come cantante solista e background vocale, prendendo sempre più passione per le polifonie vocali, in particolare verso la musica a cappella. Nel 2019, insieme ad altri musicisti locali, partecipa ad un progetto di rivisitazione in chiave acustica in omaggio alla musica dei Genesis, musica che aveva molto amato in gioventù ma che non aveva mai avuto modo di proporre al pubblico. Questa esperienza, condizionata anche in modo negativo dal periodo pandemico, arriva a conclusione dopo quasi 3 anni. In continuità a questo progetto, che aveva risvegliato l'amore verso questo gruppo, decide nel 2024 di preparare uno spettacolo denominato Genesis in un piano, in omaggio alla grande musica dei Genesis, uno dei gruppi inglesi più significativi nel contesto del rock progressive, focalizzandosi prevalentemente sul repertorio del primo periodo con una selezione di brani al solo pianoforte. Appuntamento dunque con uno spettacolo in cui lo spettatore viene avvolto e coinvolto in una sorta di viaggio in cui chi suona ha il privilegio non sempre facile di svelare la propria anima, di accogliere la musica, di interpretarla dandole un senso e imprimendoci il cuore. Qualche notizia di cronaca: i carabinieri di Reggio Calabria, Agrigento, Como e Sassari hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 3 cittadini italiani, 1 in carcere, 2 ai domiciliari, nonché alla notifica di 6 obblighi di dimora per traffico di droga e armi che finivano sul mercato bolognese. Altre 2 persone, riferisce il quotidiano Grandangolo, da condurre in carcere sono ricercate nell'ambito dello stesso procedimento, che vede 26 indagati, tutti italiani. Lo scorso 21 gennaio erano già stati arrestati 2 uomini residenti ad Imola ma di origine calabrese, ed eseguite numerose perquisizioni domiciliari in Emilia-Romagna, Lombardia, Calabria, Sardegna e Lazio, nonché sottoposti a sequestro beni per 700.000 euro circa tra immobili, patrimoni societari, quote sociali e auto. Ancora cronaca: un cellulare completo di SIM e alcune decine di grammi di sostanza stupefacente sono stati sequestrati dalla polizia penitenziaria nel carcere Pasquale Di Lorenzo di Agrigento. Gli agenti hanno fatto la scoperta a margine di una perquisizione. Accurate indagini adesso cercheranno di risalire a come sia stato possibile che ciò accadesse.
Incidente stradale lungo la statale 115 tra Realmonte e Siculiana nei pressi del distributore di benzina Lukoil. Nello scontro sono rimasti coinvolti un'auto e uno scooter. Fortunatamente non ci sono feriti gravi. I due ragazzi a bordo dello scooter sono stati medicati sul posto dal personale sanitario del 118. Sul luogo anche i carabinieri della stazione di Realmonte. Altro incidente stradale sempre sulla statale 115 all'ingresso di Palma di Montechiaro, 2 auto coinvolte e 3 persone in codice giallo trasferite in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata. Rilievi ad opera degli agenti del commissariato di polizia di Palma. Spazio alla pubblicità, torniamo tra pochissimo. E adesso parliamo di un interessante convegno che si è svolto ieri al Pasolini di Agrigento, organizzato dall'Associazione Storia Patria, quando Agrigento si rese protagonista del primo governo della regione siciliana. Presidente Zannini, parliamo di questa iniziativa. È un'iniziativa fortemente voluta, perché questo convegno, al di là della essenziale, diciamo, portata culturale, concentra su di sé un duplice significato. Il significato vero e proprio, con interventi di grande fattura e di grandissimo valore politico e, diciamo, e storico, e in più, diciamo, è un convegno che io ho spostato artatamente da un'altra sede alla sede del centro Pierpaolo Pasolini, perché è un centro, diciamo, di grandissima vigoria culturale e che sta ponendo le basi per affiancare l'organizzazione di Agrigento 2025 e apportare dei correttivi, possibilmente diciamo, augurabilmente, a quelle che sono l'indirizzo che seguirà questa manifestazione. Si sono svolti diversi convegni, diversi incontri, e sono diciamo, uscite delle proposte che ci auguriamo vengano accettate dalla struttura organizzativa di Agrigento 2025. Ecco, oggi parlate di 2 politici agrigentini che hanno guidato la regione. Sicuramente abbiamo parlato di Alessi, che è stato il primo presidente, la Loggia, che chiaramente non ha bisogno di presentazioni perché è stato, diciamo, un rappresentante della politica agrigentina di altissimo valore, e con questo convegno abbiamo voluto certificare, abbiamo voluto concentrare sull'importanza dei politici agrigentini nel primo governo della regione Sicilia. Onorevole, un convegno sicuramente di un certo interesse, quello che si sta svolgendo oggi al Pasolini, che parla di 2 figure storiche agrigentine alla guida della regione siciliana. Sì, siamo tornati molto indietro nel tempo e naturalmente hanno scelto me come relatore perché in qualche modo all'indietro posso arrivare anche con la memoria. E si è parlato in modo particolare dei protagonisti agrigentini che contribuirono in maniera determinante alla costruzione dell'autonomia, della classe politica che sorse dopo la fine della guerra con la caduta del fascismo e del regime totalitario fascista. E ho ricordato i protagonisti del movimento di sinistra, del blocco del popolo, come allora si chiamava, dei comunisti e dei socialisti. Ho ricordato Cuffaro, Sessa, Di Benedetto, Lauricella, Fiorentino, Pancamo. Ho ricordato gli uomini della Democrazia Cristiana che sono stati protagonisti, da Scifo, che fu assessore del primo governo Alessi, e poi la Loggia, e poi naturalmente tutti gli altri che diedero un contributo essenziale anche non solo di natura politica. I personaggi prima di loro, quelli che ebbero un protagonismo diverso, furono Enrico La Loggia, il professore, il presidente della Corte Costituzionale Ambrosini e Guarino Amella, che sono stati tra coloro che costruirono l'autonomia siciliana, che diedero vita allo statuto. Ed è bene ricordare un passato interessante, controverso, difficile, quando la provincia di Agrigento
era nelle condizioni in cui lo erano ovviamente tutte le realtà meridionali in particolare, di assoluta miseria, di mancanza totale dei beni essenziali e della voglia dell'epoca, anche sotto la guida di una classe dirigente notevole, di uscire da quella condizione. Salvatore Pezzino è tra i relatori di questo interessante convegno di politica che riguarda anche gli amministratori agrigentini. Sì, abbiamo parlato del contributo che è venuto da parte della provincia di Agrigento a questa stagione autonomistica che è nata nel 1946 con il primo governo Alessi. In particolare mi sono soffermato sul contributo che è venuto da parte dell'onorevole Giuseppe La Loggia, che è stato diciamo per ben 4 legislature, anzi 5, presente all'Assemblea regionale siciliana, e in tutte queste legislature ha ricoperto vari incarichi, 2 volte Presidente della Regione, Presidente dell'Assemblea, più volte è stato assessore in diversi rami. Un economista e anche un fine giurista, ma soprattutto un politico di razza. Da parte sua c'è stato un impegno notevole sul fronte della riforma agraria, sull'industrializzazione della Sicilia, ma dobbiamo ricordare che quando è stato assessore al turismo e ai trasporti ha dato un senso a questo assessorato che prima di allora veniva considerato un assessorato di serie B, quindi era un assessorato che non volevano molti ricoprire perché ritenevano che fosse di poca importanza. Da quando è stato ricoperto alla Loggia, questo assessorato è diventato importante perché si è capito il contributo che può venire all'economia dell'isola dallo sfruttamento del turismo. Un personaggio quindi di grande spessore, che poi ha continuato la sua attività nel Parlamento nazionale per 4 legislature, sempre impegnato sul fronte finanziario, perché è stato componente della Commissione Finanze e poi della Commissione Bilancio, e più volte ha scritto praticamente il bilancio dello Stato, quindi una personalità che ha dato un grosso contributo alla rinascita della Sicilia e a una stagione autonomistica che naturalmente ha segnato la vita di questa isola. Si terrà venerdì 21 febbraio a Sciacca, al Circolo di Cultura, sito in Corso Vittorio Emanuele, la prima presentazione del libro di Raimundo Moncada, Pietro Germi, Gli anni felici in Sicilia. Si renderà omaggio ad un gigante del cinema italiano che ha dato tanto alla Sicilia e a Sciacca e alla cui città e i suoi protagonisti Raimundo Moncada ha dedicato un intero capitolo del suo saggio. Sicily for Life, Gigi and Friends è il concerto di beneficenza con protagonista Gigi D'Alessio, organizzato dalla Fondazione Tommaso Dragotto, in programma il 20 giugno alle 21 allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Ti potrei raccontare 1000 storie finite. La musica è anche solidarietà, la musica non a caso cura tutti i mali. Ci siamo uniti in questa avventura, un'avventura che l'abbiamo costruita insieme, abbiamo la voglia soprattutto di donare, la voglia di dare, perché nella vita non bisogna soltanto ricevere, noi abbiamo ricevuto tanto dalla vita con i sacrifici e questi nostri sacrifici e quello che abbiamo ricevuto non vogliamo tenercelo per noi, quindi vogliamo insieme realizzare un qualcosa che resti per sempre. Nella fattispecie sarà un ambulatorio, un poliambulatorio pediatrico per le malattie rare, perché ogni bambino ha diritto a diventare uomo. Gigi D'Alessio and Friends, i tuoi amici scenderanno in campo, possiamo spoilerare almeno 4 nomi? Va bene, ci sarà Clementino, LDA, la grandissima Fiorella Mannoia, Joelie e poi arriveranno altri nomi. Un rapporto con la Sicilia che si rinnova nuovamente dopo 33 anni, è sempre un'emozione forte. Io quando vengo in Sicilia è come andare a trovare gli zii, no? I cugini, quindi la mia casa è Napoli, però poi questa casa è fatta dal salotto, dal soggiorno, dalla cucina, e io quando vengo qua è come andare in cucina, è come andare in camera da letto, insomma per me il Meridione è la mia casa e quindi sono 33 anni che ci conosciamo e devo dire un rapporto che ha superato le nozze d'oro.
Presidente Dragotto, un sogno che si realizza, un sogno che nasce a pranzo, durante un pranzo con Gigi D'Alessio. Sì, discutevamo di che cosa bisogna fare per un futuro. È successo che abbiamo parlato dei bambini, delle malattie rare, ho detto ma perché non fare qualcosa per i bambini che soffrono di malattie rare? E siccome abbiamo consultato Alberto Firenze nel caso particolare, che ci ha detto che c'è un plesso da restaurare, ho detto intanto facciamolo, no? E così hanno aderito in maniera così simpatica, così gioiosa, perché chiaramente era un qualcosa che nessuno forse al mondo aveva mai detto di fare, ma non solo nella ristrutturazione del plesso, ma in genere, no? Di quello di donare. Forse diciamo che l'imprenditoria non è all'altezza della situazione, mi perdonate per gli imprenditori, ma comunque fino a questo ora non hanno mostrato sensibilità per la città di Palermo, per i bambini in particolare, e sono previsti possibilmente con l'aiuto dell'università, che comunque è inserita dentro obbligatoriamente perché il Policlinico appartiene all'università, anche un'eventuale ricerca che possono fare gli esperti per un futuro migliore per i bambini. Una delle principali attività marine sono il traffico commerciale. Ho colto di questo Mar Mediterraneo, di questa autostrada del mare, non solamente trafficata, ma il più delle volte trafficata in modo non corretto. Il traffico commerciale è carburanti, petroliere, e questo traffico commerciale pone diversi rischi tra la Sicilia e Malta, perché se accidentalmente, sfortunatamente succedesse un disastro, le ripercussioni saranno molto gravi. Ma sia la Sicilia che Malta lavorano congiuntamente in quel modo che loro possono vedere se succede quell'impatto, automaticamente possono fare delle azioni concrete a minimizzare quell'impatto. Non è una situazione che è felice, perché come isole, e sappiamo che le isole sono i più impattati dal cambiamento del clima, dobbiamo vedere quelle azioni a ridurre il nostro consumo di carburante. Isole anche dove i problemi si accentuano. Sì. I problemi praticamente si accentuano. Noi come Camere di Commercio, anche noi attivamente con le nostre industrie ci siamo attivati perché loro si sensibilizzano. Il sensibilizzarsi qualche volta, specialmente penso la situazione in Sicilia è lo stesso, lavoriamo con entità che sono entità di livello medio-piccolo. In quel senso non c'è molte volte questa sensibilizzazione all'ambiente. Si bada più al profitto che a ciò che ci circonda. Sì, e noi abbiamo lavorato anche su questo. Ma una cosa interessante, molto lavoro si sta conducendo nelle scuole. E anche noi come Europe Direct conduciamo molto lavoro con le scuole, perché le scuole, i ragazzi assorbono queste informazioni. L'agenzia educativa. Sì, poi vanno nelle loro famiglie e convincono i loro genitori sulle azioni che dobbiamo condurre. Noi anche come Camere di Commercio lavoriamo anche molto con i ragazzi, anche a livello intraprenditoriale, e credo molto in questo. Quando cominciamo dai ragazzi, nel terreno fertile, sì, possiamo poi vedere il cambiamento che succede nelle nostre comunità. Queste due isole, questo mare che ci offre tanto dal punto di vista di turismo e quindi tanto dal punto di vista dell'economia legata al turismo, però dobbiamo stare attenti a non inflazionarlo, che poi non si traduca più in un'economia ma un danno. Malta ha 4 milioni di turisti all'anno, 8 volte la sua popolazione residente. E questo crea un impatto notevole. Posso parlare molto specificamente di Gozo. Gozo, le sue industrie più forti sono il turismo e la costruzione, che hanno un impatto notevole sull'ambiente. E questo che noi anche come la Camera di Commercio, anche struttura ospite di Europe Direct, abbiamo lavorato per dire anche con il nostro governo del bisogno di creare nuove industrie. Qui siamo per esempio nell'Università di Queen Mary, che gentilmente ci ha ospitato, ma questa è un'università che viene da Londra, agli studenti. Questi tipi di industrie che noi dobbiamo avere sulle nostre isole, sia in Sicilia e sia a Malta. Non è che il turismo è e rimarrà importante, ma dobbiamo ambire non quello al turismo di massa, ma un turismo sostenibile, più di qualità, con più di qualità e con un impatto più minimo sull'ambiente. E noi come isole dipendiamo sul trasporto marino, che molte volte inquina.
e molte volte abbiamo completamente bisogno delle risorse da fuori. Per questo che noi come isole le nostre sfide sono più grandi. E adesso lo sport. Cominciamo con il campione di Germania di biliardo, l'italianissimo Luigi La Rocca, che è stato ieri a Favara presso il club Amici del Biliardo per un incontro con gli amanti di questo sport e una lezione per migliorare le loro tecniche. Ha seguito tutto Giuseppe Moscato. Ospite del club Amici del Biliardo di Favara, il campione di Germania Luigi La Rocca, per una lezione a questi amanti del biliardo? Ma sicuramente, diffondere le conoscenze sul biliardo, a parte che aiuta questo sport, ma poi avvicina tante persone a poterlo giocare meglio e quindi ad aumentare la voglia di poter praticarlo questo sport, anche se a livello amatoriale resta sempre uno sport bello, impegnativo e che consente di ottenere anche dei risultati. E credo che sia anche uno sport riflessivo, ecco, dove tu devi guardare le biglie, devi guardare i birilli, devi anche osservare il tuo avversario. Non per questo il biliardo è pure paragonato agli scacchi, perché ogni mossa che tu fai dagli scacchi ha una conseguenza, è uguale al biliardo, perché si cerca sempre di posizionare le biglie in maniera tale da non dare possibilità di replica all'avversario e quindi di giostrare una buona proporzione tra attacco e difesa. Andiamo direttamente a conoscere Luigi, campione di Germania, di che specialità? 5 birilli. In Germania biliardo classico all'italiana, 5 birilli, ci sono diverse discipline, c'è il 5, c'è il 9, però noi in Germania giochiamo soltanto a 5 birilli perché la goriziana è praticata solo in Italia. Qual è il segreto per diventare un campione? Il segreto per diventare un campione è dedicarsi a questo sport, come tutti gli sport, quindi tante ore spese per l'allenamento, tante ore spese anche per studiare, perché dietro c'è una preparazione da poter sempre sviluppare. Qui a Favara che cosa hai trovato? Qui a Favara ho trovato un ambiente amichevole, ci sono amici di vecchia data che sono venuti a trovare, tipo Peppe, che ci conosciamo da tanto tempo, quindi è sempre un piacere venire a trovare vecchi amici. Cercare di conoscere i segreti da un campione è una bella cosa. Abbiamo fatto questo club apposta per incentivare il gioco che andava un po' a essere lanciato. Alla Vigenda aveva già finito un bel po', a Favara pure, stiamo cercando di fare il nostro meglio. Ma forse l'avvento dei social ci ha un po' distratto, però essere qui in un club, avere un contatto diretto con gli amici, con i tuoi avversari, con i tuoi compagni di gioco è anche una socialità importante. Ma sicuramente il biliardo, come tutti gli sport, unisce anche sotto questo punto di vista, chiaro. Abbiamo avuto anche modo di vedere in network internazionali i campioni di biliardo e credo che gli italiani insomma dicono la loro. No, questa specialità, gli italiani sono il non plus ultra della specialità, tant'è vero che il campione europeo in carica italiano e il campione del mondo in carica italiano. Peppe, il club degli amici del biliardo è aperto eventualmente a nuove adesioni? Sì, magari ben vengano, specialmente i giovani sono ben accetti. Anche per dare un ricambio generazionale. Importante appuntamento per le arti marziali con uno stage internazionale in programma ad Agrigento il 15 e 16 febbraio 2025, organizzato dalla società Katayama, curato dal maestro Franco Valenti. Lo scorso sabato e domenica 16 febbraio la società Katayama di Agrigento con il suo caposcuola, il maestro Marco Valenti, hanno organizzato presso lo Sport Village Bellavia uno stage internazionale di arti marziali, inaugurando di fatto la nuova stagione. Lo stage ha visto la presenza di docenti di alto profilo internazionale e rappresentanti della International All Martial Art Federation. I 13 docenti provenienti da tutta Italia, quali il maestro Antonio Morgano, Daniela Renna, Marco Valenti, Giuseppe Ligotti, Angelo Cacciatore, Ignazio Latona, Giuseppe Decidue, maestro Pippo Frasca, Concetto Assenza, Ivan Sciabarrasi, Calogero Di Pasquale, della scuola del maestro Giardina, dalla Germania il presidente Yamaf, maestra Carol Mantel, dalla Repubblica Ceca il maestro Antonio Marchese e dalla Svizzera Marcos Liberona, che hanno impartito lezioni di alto profilo marziale di Aikido,
jiu-jitsu, judo, karate e rapuni, deliziando più di 150 allievi provenienti da diverse province agrigentine e della Sicilia. La domenica le scuole hanno partecipato con grande entusiasmo, oltre 500 spettatori presenti in Buna, con delle dimostrazioni di alto livello. Il maestro Marco Valenti, in qualità di padrone di casa, e la signora Noemi Nobile, in qualità di presidente della Katayama, hanno omaggiato prima gli allievi partecipanti con dei diplomi internazionali e poi onorato la presenza dei docenti con doni tipici siciliani. A conclusione hanno voluto anche omaggiare i figli del maestro Sebastiano Canicattì, che ci ha lasciato qualche anno fa, un vuoto incolmabile nel settore marziale con un piccolo dono in sua memoria. Queste le parole a conclusione dell'organizzatore Marco Valenti. Agrigento, attraverso questo stage di arti marziali, si è proiettata in Europa. Con la buona volontà e il lavoro certosino con lo sport, la nostra città può splendere nella sua bellezza. Un grazie particolare, conclude il maestro Valenti, va allo IAMAF per la vicinanza e un arrivederci alla prossima edizione. E adesso il calcio, ci sono novità in casa Acragas, ce ne riferisce Carmelo Lentini, che poi ci parlerà anche della Coppa Italia Eccellenza, dove l'Unitas Sciacca accede ai quarti nazionali. Dopo la batosta interna di domenica scorsa, culminata con la sconfitta interna con il Sant'Agata, e le concomitanti dimissioni di gruppo dell'intero staff dirigenziale, divulgate con una dichiarazione dal direttore generale Graziano Strano, che ha parlato anche a nome di tutti i diretti interessati, l'intera vicenda sembra aver avuto uno stop propedeutico in attesa di possibili risvolti. Infatti, secondo insistenti voci di corridoio, al momento si stanno intrecciando riunioni il cui contenuto è avvolto nel mistero più fitto. Ma fonti abbastanza informate asseriscono che l'Acragas sembra essere sul punto di intraprendere un nuovo percorso. Ma cosa è successo in meno di 24 ore che ha fatto cambiare idea? Intanto sono arrivati i fondi necessari per il finanziamento dell'impianto di illuminazione dello Stadio Seneto, per cui Agrigento potrà finalmente dotarsi di una infrastruttura fondamentale per la crescita e lo sviluppo del calcio in città. Questo risultato, tanto agognato, è frutto di un lavoro sinergico tra istituzione e realtà locale, che dimostra come la collaborazione tra pubblico e privato possa portare benefici concreti alla comunità. Morale della favola: si è registrato un passo indietro da parte di tutti i dimissionari, che sin dallo scorso martedì sono ritornati a svolgere regolarmente i propri compiti al capezzale della società. L'intenzione societaria adesso è quella di non volere falsare il campionato ed arrivare a fine torneo per salvare il titolo. Ma cosa riserva il prossimo futuro? Continua a intracciarsi sempre incontro con imprenditori locali, perché la volontà è sempre quella di volere cedere il titolo. Dunque, l'imperativo è quello di continuare a scendere in campo malgrado le tante defezioni per squalifica che hanno colpito la rosa dei calciatori. Ricordiamo infatti che sono diversi i giocatori di prima squadra che hanno subito uno stop disciplinare. Recchiche e Tuccio sono stati fermati per ben 4 giornate, Locurto per 2, Gninghè per 1, oltre qualche infortunato. L'Unitas Sciacca accede ai quarti di finale nazionale di eccellenza dopo la lotteria dei calci di rigore. La compagine verde-nero infatti era riuscita a ribaltare il risultato dell'andata imponendosi per 1-0 alla fine dei tempi regolamentari, per cui è stato necessario il tiro dagli 11 metri. Alla fine il risultato finale è stato di 4-1 in favore di Cipolla e compagni. Il gol della vittoria sacense, che aveva annullato il risultato dell'andata 1-2 per la Digese, era stato siglato da Gouillet. Lo Sciacca infatti ha realizzato 3 gol su 5 dagli 11 metri con Jamé, Carì e Camarà. Hanno mancato il bersaglio Cipolla e Margaritini. La DGS ne ha tirati 4 andando a rete solo con il proprio calciatore Grosso. Il prossimo turno vedrà impegnato lo Sciacca contro la vincente del raggruppamento campano-pugliese. È probabile che possa lottare con il Barletta. I quarti di finale si svolgeranno il 5 e il 12 marzo, andata e ritorno.
mentre alle semifinali il 19 e il 26 marzo. L'ultimo atto, vale a dire la finalissima, è in programma il 5 aprile e si disputerà in gara unica sul campo del centro di formazione federale Bozzi di Firenze. Chi vince andrà direttamente nella categoria superiore, vale a dire in Serie D. Termina qui il nostro notiziario, vi ringraziamo per essere stati anche oggi con noi a seguire la nostra informazione che comunque potete sempre vedere sul 93 alle ore 15, alle ore 20 e alle 9 del mattino e ancora sul 268 in tutta Italia e poi sul sito www.televideoagrigento.tv con la TV online e ancora sui nostri canali social. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.